Bentornati carissimi spettatori meteo, un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Delle deboli nevicate sono verificate nella giornata di venerdì, portando instabilità soprattutto sulle due isole maggiori, sulla Sardegna, qualche fioccata di neve a bassa quota sul basso Piemonte. Instabilità che si allontanerà progressivamente, lascerà spazio a una rimonta anticiclonica da ovest, con qualche fenomeno sparso tra la serata di sabato e la nottata di domenica, prima di una nuova rimonta anticiclonica, un notevole rialzo delle temperature. Questa rimonta anticiclonica però sarà temporanea a causa di nuove correnti fresche e instabili dal nord Europa, pronte a irrompere da metà della settimana, quando avremo qualche rovescio sul nord Italia, carattere sparso, temperature che però guadagneranno diversi gradi soprattutto sulle regioni meridionali, quando saremo molto sopra la media del periodo, oltre i 25 gradi sulla Sicilia mercoledì. Diamo uno sguardo a quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Infatti questa irruzione di nuovi venti freddi nella nottata di domenica favoriranno dei rovesci e qualche temporale soprattutto sui Balcani, anche il nord-est e sull'Emilia Romagna. Questi fenomeni andranno progressivamente viaggiando verso est, con la formazione di un minimo sul Mar Ionio che andrà attenuandosi progressivamente, mentre l'alta pressione rimonterà portando temperature sopra la media soprattutto in quota, mentre torneranno le nebbie protagoniste per gran parte dell'inizio della settimana, anche persistenti sulla Valpadana, mentre la stabilità sarà protagonista dappertutto su tutta l'Italia, con temperature sopra la media del periodo. Notiamo però l'approfondimento di questo vortice sulla Gran Bretagna, che potrebbe favorire dalla giornata di mercoledì l'arrivo di correnti umide occidentali che porteranno un incremento della nuvolosità a partire dalle regioni settentrionali da nord-ovest fino poi alle regioni della Sardegna e poi anche del nord Italia. Soprattutto questa onda, come vedete, perturbata dovrebbe agire principalmente sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo qui le precipitazioni, mentre avremo qualche rovescio tra mercoledì pomeriggio e la nottata di giovedì anche sulle regioni del nord, in modo particolare al nord-est, con valori che si porteranno molto sopra la media. Questo dovrebbe poi favorire l'instaurazione di un forte promontorio anticiclonico dall'Oceano Atlantico, spingersi poi verso l'Europa centro-occidentale. Guardate questa poderosa massa anticiclonica come porterà una notevole stabilità su gran parte dell'Europa. Questo poderoso anticiclone sarà protagonista indiscusso almeno fino al 20 di dicembre. La traiettoria ovviamente è ancora incerta, questo dipenderà ovviamente dal comportamento del vortice polare. Come sempre rimanete aggiornati per non perdere i prossimi contenuti meteo che vi daremo ogni settimana.